Mente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Io sento della musica in cuffia, non so se sia normale, ma come dire, a volte la normalità è anche sopravvalutata. Non la sento più, ringrazio il nostro Simone in regia. C'entra con la normalità o pseudonormalità o follie anormali quello di cui vi voglio parlare, cioè l'ultima, e in effetti l'espressione politicamente corretto è ampiamente ormai superata, anacronistica, obsoleta. Ha ragione probabilmente il grande sociologo Luca Ricolfi, bisogna parlare di follemente corretto, perché questa che vi sto per illustrare è, credo, l'approdo finale dello psicodramma woke, dell'ideologia o come dire, che si traduce poi sostanzialmente in un florilegio di puttanate, possiamo dirlo, perché poi le ideologie solide del Novecento almeno, come dire, avevano delle argomentazioni per quanto spesso perverse alla base, e invece la puttanata di cui sopra, mi scuserete, ma l'unico termine filosoficamente all'altezza, è la seguente. Il grado zero del follemente corretto è Gesù interpretato da una donna nera queer. Queer riporta le agenzie perché ci sono delle differenze, non è banalmente omosessuale o semplicemente LGBT, ma Cinzia Erivo, l'attrice che appunto interpreterà Gesù, già come dire, riferendo questa banale frase mi sembra di essere nella follia, ma è appunto queer, appartiene alla comunità queer, interpreterà appunto Gesù in una nuova versione di Jesus Christ Superstar, che andrà prossimamente nei teatri americani. Perché è significativa questa storia? Questa storia è significativa perché, se volete, smaschera l'essenza di questa, volendo sopravvalutarla, ideologia, che alla fine è il ridicolo, il comico, cioè si infrange sul ridicolo. Probabilmente questa paranoia non di massa, ma diciamo d'élite o di pseudo-élite, no? Le pseudo-élite occidentali sono tutte, negli ultimi lustri, sono stati sequestrati da questa paranoia inclusivista, il culto del diverso per il diverso, utopia diversitaria la definisce infatti il sociologo conservatore Boccotè. Insomma, questa paranoia si sta rendendo conto che gli sta franando il terreno sotto i piedi. Probabilmente Donald Trump sta dando un suo contributo da questo punto di vista, quello che rappresenta Trump al di là della persona, anche lo scontro feroce con l'elite accademica statunitense attecchisce su questo, no? Sul fatto che Harvard & Co, gli atenei della Ivy League da lustri erano diventati appunto ormai cattedre di questa ideologia, luoghi sequestrati da questa ideologia, e lo spirito dei tempi chiaramente si sta rivoltando contro questa ideologia, la sta superando, la sta archiviando, appunto la sta mettendo nell'alveo che le appartiene, di una, come dire, parentesi ridicola all'interno appunto dell'alfabeto delle classi dirigenti occidentali. Quindi questa ideologia accelera probabilmente e perde qualunque freno inibitorio, e arriva a questi esiti paradossali per cui Gesù sarà una donna nera queer. Ora noi capiamo che certe comunità cristiane, soprattutto americane, appunto, si reputano offese, hanno accusato anche quest'ideona di blasfemia. Lo capiamo perché nel contesto di una società laica plurale ci vorrebbe il rispetto per il punto di vista di tutti, no? Io non ho mai visto un'ideona analoga che riguardasse Maometto, facciamo un esempio non a caso, e se la vedessi credo che non sarebbe presa benissimo, ma non la vedremo perché nessuno eventualmente avrebbe il coraggio di farlo, perché questa è un'ideologia anche molto codarda, tranquillizzante, poco impegnativa, no? Però dico anche agli amici cristiani che si sentono offesi di andare oltre, perché questa cosa è ridicola.
che d'altronde il ridicolo è l'essenza del radical chicismo fin da quando Tom Wolfe coniò l'espressione radical chic, no? Questi che si trovavano nelle terrazze di Manhattan, l'elite miliardaria dell'industria dell'intrattenimento americana, raccoglieva soldi per la causa delle Black Panthers, mentre i domestici di colore portavano il tè. Quindi il ridicolo è all'origine, no, del radical chicismo, che a sua volta è il progenitore del wokismo. E in realtà è una buona notizia per tutti noi che detestiamo questa ideologia, perché di fronte al fatto che Gesù è una donna nera queer, lo ribadisco perché mi fa impazzire questo trittico, è proprio la perfezione, no, del controsenso, perché al fondo questa ideologia ha solo un nemico che si chiama realtà. Qui non è questione di credenza, tantomeno di bigottismo, di moralismo, c'è un dettaglio che si chiama realtà. Se io faccio un film su Gesù, Gesù non era donna, non era nero, e credo non fosse queer, immagino non ci fosse nemmeno la nozione allora. Quindi io voglio dire a costoro, utilizzando uno slogan dei loro, diciamo, progenitori sessantottini, che una risata li seppellirà. E a proposito, state qui perché ci sarà da divertirsi a breve con Vittorio Feltri, vi aspetto.